Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Incidente mortale nella notte a Messina, una quindicenne investita e uccisa da un ventenne a bordo di una moto, il ragazzo è stato arrestato. Denuncia di aver subito una violenza sessuale in strada a Palermo subito dopo il concerto di Radio Italia, è stato arrestato un 31enne del Gambia. Inchieste e sequestri nella discarica di Timpazzo a Gela, anche la Commissione regionale antimafia vuole vederci chiaro sul nodo della gestione dei rifiuti. Il paradosso di Canicattì nell'Agrigentino, dai rubinetti manca l'acqua ma si perde dalle tubature, tanto che le infiltrazioni causano il crollo di una casa. Show delle frecce tricolori a Noto, spettacolare esibizione della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare davanti a migliaia di spettatori assiepati sul lungomare e in spiaggia. Grande festa a Palermo per il concertone di Radio Italia, in 47.000 sul prato del Foro Italico per cantare e ballare con i big della musica italiana. Calcio, siciliane impegnate sul mercato, il Palermo stringe per l'attaccante Luvumbo, il Catania valuta alcune cessioni per rientrare nei parametri del tetto ingaggi. Calcio 5, la Meta Catania batte Torino 6-3 e tiene viva la corsa scudetto. Domani sera l'ultima sfida in casa rossoazzurra. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca tragica. A Messina una ragazza di 15 anni travolta e uccisa da una moto davanti a un loto locale della Riviera Nord. Il centauro è leggermente ferito, è stato arrestato per omicidio stradale, sconvolta la comunità di Torrefaro. Tonino De Mano. Le tracce di sangue a terra, i segni dei rilievi della polizia municipale, lo strazio dei parenti, degli amici e di un'intera comunità, quella di Torrefaro, che piange l'ennesima vittima della strada. Giulia Scimone, 15 anni, si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, travolta da una motocicletta in via Circuito a Messina, non distante da un noto locale frequentato da giovani. Dopo l'impatto avvenuto proprio davanti all'abitazione dei nonni, la ragazza è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Papardo, ma le gravi lesioni riportate hanno causato il decesso, sopraggiunto poco prima dell'arrivo in ospedale. Ad investirlo un ventenne, rimasto leggermente ferito, ora indagato per omicidio stradale e ristretto agli arresti domiciliari. Sul conducente della moto sono stati eseguiti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale, che ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si escludono l'alta velocità ed una manovra azzardata, forse un'impennata. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Contestualmente è stato disposto il sequestro del mezzo a due ruote. La morte di Giulia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Messina è avvolta dal dolore. È il post del sindaco Federico Basile che ha espresso vicinanza ai familiari della sfortunata ragazza. Adesso andiamo a Palermo. Una ragazza di Agrigento ha denunciato una tentata violenza sessuale dopo il concerto di Radio Italia che si è svolto appunto in città. È stato arrestato un uomo del Gambia, la vittima ha urlato mettendo in fuga l'uomo. A Bagheria invece un ragazzo è stato accoltellato mentre tentava di sedare una lite. Il servizio di Marco Gullà. Prima la musica, la spensieratezza, poi tutto si è trasformato in un incubo. Una trentenne agrigentina ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale la scorsa notte alla Cala a Palermo, dove si era recata per assistere al concertone di Radio Italia. La polizia ha arrestato un 31enne originario del Gambia, accusato di essere l'autore degli abusi. L'episodio, ancora tutto da ricostruire, si sarebbe verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. La donna era nel capoluogo siciliano per assistere appunto al concerto. 5 ore dopo, mentre si trovava ancora in giro in città dalle parti di Via Cala, il 31enne avrebbe iniziato a importunare la trentenne, diventando sempre più invadente. Lei, terrorizzata, avrebbe iniziato a urlare, riuscendo a mettere in fuga il gambiano. Subito dopo la donna avrebbe chiamato i soccorsi, fornendo una descrizione dell'uomo, che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. A Bagheria invece un 25enne è stato ferito con una coltellata alla spalla mentre stava cercando di separare due persone che stavano litigando nella zona della movida. Soccorso dal personale del 118, è stato poi medicato al presidio territoriale di emergenza. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Ancora cronaca, avevano assaltato un ufficio postale a Palermo con la tecnica della spaccata, facendosi consegnare poi i soldi degli impiegati. Sono state arrestate 3 persone, il servizio di Orazio Longo.
Si erano lanciati con una Fiat Tipo dentro l'ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo. Queste le immagini di allora dell'assalto avvenuto il pomeriggio del 31 gennaio del 2025. Da quell'auto che aveva sfondato la vetrata era uscito un uomo che, assieme ad un altro introdottosi nei locali attraverso un varco, mentre un terzo stava fuori con funzioni da palo, si era fatto consegnare il denaro contante presente nella filiale che gli impiegati stavano versando nello sportello ATM in previsione del pagamento delle pensioni che sarebbe avvenuto l'indomani. Un bottino di 100.000 euro. Adesso la squadra mobile palermitana ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, un quarantenne e 2 49enni, con l'accusa di rapina, riciclaggio e ricettazione. I sistemi di videosorveglianza della zona avevano sin da subito indirizzato il corso delle indagini su una batteria di rapinatori orbitante nel quartiere di Pagliarelli. Tramite l'ascolto delle conversazioni telefoniche, gli esiti delle perquisizioni e dei servizi di osservazione e pedinamento, è emerso che i soggetti già parecchi giorni prima dell'assalto avevano pianificato il raid riunendosi presso un covo nell'area di Viale del Fante, dove avevano fatto arrivare un motorino rubato che presentava peraltro una targa di cartone sovrapposta a quella reale, poi lasciato parcheggiato nei pressi della filiale postale e utilizzato per la fuga. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne di origini francesi per detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione effettuata presso il casolare dell'uomo nelle campagne di Testa dell'Acqua, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un fucile monocanna calibro 12, una rivoltella a 6 colpi, 2 bombe a mano di fabbricazione francese e diverse munizioni di vario calibro, oltre a 3 placche distintive. Adesso parliamo dell'inchiesta che ha coinvolto la discarica di Timpazzo a Gela, inchiesta della DDA di Caltanissetta su un presunto ciclo illecito di rifiuti che riporta appunto al centro il tema dei controlli e dell'ambiente. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici. Il servizio di GR Italia. La discarica di Timpazzo resta al centro delle verifiche dopo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti. Una vicenda che non riguarda soltanto il piano giudiziario. Sul caso è già stata avviata una verifica tecnico-amministrativa regionale, mentre anche la Commissione antimafia siciliana si prepara a approfondire la situazione. Il presidente della Commissione, Antonello Cracolici, punta il dito contro l'uso dell'emergenza come possibile scorciatoia per aggirare regole e controlli. Un richiamo ai rischi per territorio e comunità con danni che potrebbero protrarsi per anni. È sempre il solito trucco, si utilizza l'emergenza per commettere reati, perché qualcuno pensa che in nome dell'emergenza si possano chiudere gli occhi di fronte al fatto che si creino, come dire, condizioni non solo di reati oggi, ma di devastazioni ambientali che riguardano poi la salute dei cittadini domani. Ma dall'incontro sulla questione morale arriva anche un'altra denuncia: le difficoltà della Commissione antimafia regionale nel seguire il crescente numero di indagini aperte in Sicilia. La quantità di inchieste è elevata, non abbiamo gli strumenti per, come dire, per avere una nostra capacità di indagine e quindi di verifica delle condizioni che si determinano nel territorio, quindi c'è il rischio che la Commissione come dire, insegua anch'essa l'emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire. Il rischio, secondo Cracolici, è che le istituzioni siano costrette a rincorrere le emergenze invece di riuscire a prevenirle. Il caso Timpazzo resta dunque sotto osservazione. Tra magistratura, controlli amministrativi e commissione antimafia, il nodo della gestione dei rifiuti torna al centro del dibattito anche politico. I carabinieri di Catania hanno bloccato una corsa clandestina di cavalli che stava per iniziare nel territorio di Nicolosi lungo la strada provinciale 92. Sono state identificate 22 persone, 20 delle quali con precedenti penali o di polizia, nonché 12 veicoli e motoveicoli presenti. La gara non si è svolta solo per l'intervento dei militari. E sempre a Catania pesce guasto e sporcizia, sono state riscontrate diverse irregolarità in un ristorante della zona di Piazza Università, sia per quanto riguarda le condizioni igieniche sia per la sicurezza sugli ambienti di lavoro. Magagne che sono costate al titolare multe complessive per 15.000 euro. Fra le altre cose, i medici veterinari hanno riscontrato il mancato rispetto delle procedure per il congelamento dei cibi, per cui è stata disposta la distruzione di 15 kg di pesce.
Adesso andiamo nell'Agrigentino a Canicattì, dove è sempre emergenza rifiuti in tutta la provincia di Agrigento, ma con perdite anche e allagamenti. Oggi vi raccontiamo appunto il paradosso di una casa che crolla per le infiltrazioni d'acqua che si perdono dai tubi, mentre dai rubinetti non esce una goccia d'acqua. Il servizio di Davide Sardo. A Canicattì una casa è crollata in parte a causa di infiltrazioni d'acqua, quell'acqua che però non arriva nei rubinetti. È il paradosso di un'emergenza che continua a esasperare i cittadini. Nel centro storico, in via Sottotenente Portalone, il cedimento di una condotta idrica avrebbe provocato il crollo parziale di un'abitazione. I proprietari hanno presentato una denuncia contro AICA e Comune, sostenendo di avere segnalato più volte il problema senza ottenere interventi risolutivi. Le perdite andrebbero avanti da circa 4 anni. L'area è stata transennata e la strada chiusa al traffico. Da questa mattina sono al lavoro gli operai per riparare la condotta. Ma non è l'unica emergenza. Nel quartiere Borgalino, in via Colombo, l'erogazione dell'acqua è sospesa da oltre 40 giorni. Famiglie e attività commerciali convivono con pesanti disagi e continui problemi di approvvigionamento. In via Francesco Ferrucci le perdite continuano a creare allagamenti. Intanto resta fermo il progetto da oltre 6,5 milioni di euro annunciato per il rifacimento della rete idrica cittadina, e mentre ogni giorno migliaia di litri d'acqua si disperdono per le strade, molti rubinetti restano a secco. Presentati dal registro tumori di Ragusa i dati oncologici in provincia, un report su cui poi viene organizzata la sanità del futuro. Ce ne parla Veronica Barbarino. Conoscere l'evoluzione dei tumori per intervenire prima, curare meglio e pianificare la sanità del domani. A Ragusa il registro tumori della provincia Iblea ha presentato i dati dell'andamento delle principali patologie sul territorio, dal 2015 al 2019, con un aggiornamento al 2022 sulle 5 forme tumorali più frequenti. Il quadro che emerge è tendenzialmente incoraggiante e in linea con quello regionale e nazionale. Negli uomini, tra i primi 5 tumori, abbiamo il tumore della prostata, il tumore del coloretto, il tumore del polmone, il tumore della vescica e al quinto posto il melanoma. Mentre tra le donne abbiamo al primo posto il tumore della mammella, al secondo posto il tumore del coloretto e al terzo posto sale il tumore del polmone e il tumore dell'utero corpo con il 5%. E ancora, la mortalità resta sostanzialmente stabile, mentre aumenta la sopravvivenza, segno dei progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie. Il documento richiama inoltre l'attenzione sul progressivo invecchiamento della popolazione, dove nella fascia over 65 si concentra il 61% dei casi di tumore, confermando la necessità di programmare in modo più mirato l'offerta sanitaria e i percorsi di presa in carico. Da questi dati possiamo avere un quadro generale su come funziona la prevenzione nella nostra provincia, sul funzionamento della clinica e quindi delle cure dei tumori, e danno un'idea a chi deve fare programmazione sanitaria per poter investire le risorse indirizzandole nel modo più opportuno. È entrato in funzione il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone al termine di un importante intervento di rifunzionalizzazione che restituisce al presidio una moderna area dedicata all'emergenza urgenza, progettata secondo i più avanzati standard organizzativi, ristrutturali e tecnologici. Con l'attivazione dei nuovi locali, il pronto soccorso ritorna nella sede prevista dal progetto originario dell'ospedale, ripristinando così gli accessi attraverso 2 rampe dedicate ai mezzi di soccorso e ai percorsi di emergenza. Completamente rinnovata su una superficie complessiva di quasi 2000 metri quadrati, la nuova area dispone una doppia sala di emergenze, di un'ampia area triage direttamente collegata agli ambulatori di visita, di spazi dedicati ai familiari degli assistiti e di locali riservati al personale sanitario. L'opera complessivamente, compresi gli arreti e le dotazioni tecnologiche, ha comportato un investimento complessivo di poco meno di 10 milioni di euro. E adesso andiamo a Noto per lo show delle frecce tricolori che ieri si sono esibiti sul lungomare del Lido di Noto. È andato per noi Francesco Aloi.
Il lido di Noto si trasforma in un fiume di gente. Le frecce tricolori qui sono già entrate nella storia. È un'atmosfera pazzesca, meravigliosa, è una cornice spettacolare, non solo fatta di mare, di costa, ma soprattutto di persone. L'affetto che abbiamo incontrato qui è qualcosa di meraviglioso. Tutti con il naso all'insù per guardare il cielo. Chi abita da queste parti aspettava questo giorno da tempo. È un'iniziativa sicuramente nuova, anche per Noto. Avevi mai visto le frecce tricolori? No, non ho mai vissuto questa esperienza. L'ombrello per la pioggia, ma oggi per il sole era necessario. Ma soprattutto in tema, vorrei dire. Noi eravamo sul lungomare a Catania a maggio dell'anno scorso a vederle. Prima dell'arrivo della pattuglia acrobatica, però, protagonisti della scena sono stati gli elicotteri di tutte le forze armate, polizia e vigili del fuoco. Sorvoli con dimostrazione sul campo che hanno attratto tutti. Un evento storico al Lido di Noto che permette anche di dare il giusto merito alla riqualificazione che abbiamo fatto. Quello che poi resterà impresso più di tutti è il tricolore della nostra Italia. E in Piazza Duomo a Catania la consegna simbolica dell'incasso della partita di beneficenza Un Gol per la Solidarietà, che quest'anno appunto andrà a sostenere gli interventi del Parco Giochi del comune di Niscemi, comune colpito dalla frana. Data per noi Eva Spampinato. 31.125 euro, ecco la somma raccolta quest'anno dalla manifestazione sportiva di beneficenza che da 18 anni richiama allo Stadio Massimino di Catania migliaia di persone con un obiettivo concreto: aiutare giovani, famiglie e comunità in difficoltà. È stato il record di sempre di questa manifestazione, 31.125 euro, quindi come non ringraziare la città e tutti coloro i quali ci hanno permesso di costruire questa magia, ovviamente in sinergia con le istituzioni, le autorità. Un Gol per la Solidarietà quest'anno sostiene il comune di Niscemi, duramente colpito dalla frana dello scorso gennaio, con la realizzazione di un parco giochi per i bambini. Assieme al presidente Galvagno ci siamo subito interfacciati in quei mesi e abbiamo detto perché non favorire una realtà come quella di Niscemi, e quindi abbiamo fatto un sopralluogo col sindaco Conti a Niscemi, e questo è il risultato di tanti sacrifici nei mesi scorsi. L'appuntamento ora, dopo questo evento, è quello di inaugurare il parco giochi per i bambini, zona Piano Mangione, dove abbiamo deciso di voler realizzare appunto la scuola nuova. I mesi dovrebbero essere circa 4. La consegna simbolica questa mattina in una piazza Duomo assolata e piena di turisti. Presenti i protagonisti dell'evento, le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di All Star Sicilia. Palermo, capitale della musica italiana, in 47.000 ieri hanno assistito al Foro Italico, al grande concerto gratuito di Radio Italia, una festa appunto che ha unito le generazioni sul grande prato della Cala a Palermo. Il servizio. 47.000 persone, 13 big della musica italiana e una città intera che per una sera si è fermata per cantare. Palermo si è trasformata ancora una volta nella capitale della musica italiana con il ritorno di Radio Italia Live, il concerto. Al Foro Italico davanti al mare e sotto un caldo torrido in tantissimi hanno cantato e ballato insieme per uno degli appuntamenti gratuiti più attesi dell'estate. Achille Lauro, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Ermal Meta, Marco Masini, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Elettra Lamborghini, Samurai J e molti altri, tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Per ore migliaia di fan hanno sfidato il caldo pur di conquistare un posto sotto il palco e cantare insieme ai loro idoli. Una grande festa della musica italiana che ha unito diverse generazioni, trasformando il lungomare del capoluogo siciliano in un enorme karaoke a cielo aperto e regalando alla città una notte di spettacolo, luci e canzoni da cantare a squarciagola. E dopo queste belle immagini e la musica, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi apriremo un'ampia pagina di calcio.
rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, partiamo dal mercato perché saranno in arrivo le prime ufficialità per il Palermo, 3 colpi che verranno ufficializzati a breve, in avanti la squadra rosanero stringe anche per l'attaccante Luvumbo, il servizio. Si apre la settimana che darà il via ufficialmente al calciomercato estivo e quindi parallelamente arriveranno le prime ufficialità. Il Palermo ha già 3 colpi in canna, Hernani, Estevez e Cassandro, tutte e 3 trattative già definite e in attesa quindi di essere ufficializzate. Archiviati questi innesti, il direttore sportivo Osti si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. L'obiettivo prioritario resta Luvumbo. Con il Cagliari esisterebbe già una base d'intesa e il Palermo aspetterebbe soltanto il sì definitivo dell'attaccante angolano. Il club di Viale del Fante tiene d'occhio però anche Rao, che nell'ultima stagione ha giocato a Bari, ma di proprietà del Napoli. L'ultima parola spetta ad Allegri, che lo vorrebbe valutare in ritiro. Sul fronte cessioni, Osti lavora per trovare una squadra a Matteo Brunori. L'attaccante è sotto contratto col Palermo fino al 2028 e il suo stipendio è vicino al €1.000.000 netto. Brunori non andrà in ritiro con i compagni in attesa di una nuova sistemazione. Nella stessa situazione l'attaccante ci sono anche Diakité, Buttaro e Nicolau, rientrati dai rispettivi prestiti ma fuori dal progetto tecnico. Il Palermo dovrebbe decidere di non puntare anche su Blen e Gomez, in scadenza nel 2027. Adesso in casa Catania i rossazzurri devono valutare anche da chi ripartire, oltre che dai più giovani. Ciccerelli e Quaini vanno verso la permanenza, più lontani invece Donnarumma e Casasola. Oltre alla volontà del club di alleggerire il monte ingaggi, entra in vigore anche il Salary Cap. Ci spiega di che si tratta Marco Carli. Da chi partire e a chi poter rinunciare è una delle prime valutazioni di Longo con la dirigenza, in parte già iniziata e che proseguirà nell'incontro previsto nel fine settimana e ovviamente con i primi allenamenti. L'obiettivo del club è alleggerire rosa e monte ingaggi, una scelta ma anche un obbligo. Dal 1 luglio 2026 tutte 60 le società di Serie C sono obbligate a rispettare il nuovo salary cap. Ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, soglia destinata a scendere al 45% nella prossima stagione. Ecco anche perché si parte dai più giovani sotto contratto come Jimenez, Bruzzaniti, Leonardi o lo stesso Ponsi, ed ecco perché se alcuni giocatori hanno mercato possono partire. 2 casi emblematici sono Casasola e Donnarumma, ragioni tattiche, la difesa a 4 ma anche l'ingaggio potrebbero spingerli altrove con il beneplacito del Catania che abbasserebbe le spese. Su Dini le valutazioni potrebbero essere diverse, il valore di mercato c'è ma il portiere dovrebbe restare. Su Ciccerelli le voci non sono mai mancate e proseguono, ma il giocatore si è esposto pubblicamente e diventa difficile vederlo lontano da Catania, dove resterà Di Gennaro e probabilmente anche Quaini. Su Corbari incideranno le valutazioni di Longo, Allegretto farà parte del progetto. A breve si entra nel vivo, ci sono ruoli come il centrocampista centrale o l'attaccante, nonostante la presenza di Leonardi e probabilmente Caturano, che diventano prioritari anche per dare un gioco alla squadra, l'altro obiettivo dichiarato dal club. Adesso il calcio è 5, la Meta Catania batte per 6-3 Torino, rimanda alla terza partita del discorso scudetto che si disputerà appunto domani sera in casa rossazzurra. Tonino De Mano. La Meta Catania non demorde, batte Torino e riporta la serie scudetto in parità. Per l'ultimo verdetto bisognerà aspettare domani sera per l'attesa gara 3 che assegnerà lo scudetto di calcio a 5. Dopo aver perso il primo atto delle final tricolore, la squadra etnea si imposta per 6-3 sul Torino in un duello ricco di gol e di emozioni. A sbloccare il match ci pensa dopo 2 minuti e 20 Pulvirenti, che di gran carriera timbra il punto del momentaneo 1-0. Le squadre non si risparmiano con gli ospiti che ribaltano addirittura le sorti della gara. Contro reazione della Meta Catania che capovolge la situazione grazie al solido Pulvirenti e ad una carambola fortunata che porta all'autorete di Tuli. Il vantaggio consente agli etnei di vivere una ripresa con l'entusiasmo a 1000. Gianluca griffa il 4-2 con Torino che subisce il contraccolpo psicologico incassando anche il penalty del 5-2 guadagnato e segnato dall'indemoniato Turmena. Nel finale arriva il sigillo di Musumeci per il definitivo 6-3 ed ora cresce l'attesa per il faccia a faccia conclusivo ancora in programma in Sicilia, ma questa volta si giocherà per l'assegnazione del tricolore. Domani la Meta Catania può scrivere o riscrivere la storia. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro TG Sicilia. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.